Abbiamo la bolletta che ci è arrivata qualche giorno fa, che è appunto questa, dove riporta un importo di 10.400 e non so cosa euro, che è l'amara sorpresa, che ripeto ci ha fatto veramente male, è una mazzata che non ci aspettavamo effettivamente così alta, anche perché siamo riusciti a ridurre il 50% a un importo più basso, se no la bolletta sarebbe stata data 13.800 euro, per cui è ancora più fastidiosa. E questo invece è lo stesso periodo dell'anno scorso, cosa avevamo speso, che è naturalmente assurdo la differenza che c'è, perché l'anno scorso pagavamo ai kilowatt 0,06 e adesso stiamo pagando 0,49. Prezzo aumentato di 7 volte per l'energia elettrica in un laboratorio come quello di Luca Scandaletti, noto pasticcere padovano, che di energia ne consuma molta per necessità. 19 dipendenti, un'attività che ama, il titolare dello Sablon ci racconta di aver messo in atto tutti i risparmi possibili, a partire dal cambio delle lampadine del suo locale, che adesso sono tutte a LED. Spesso e volentieri non mi vergogno a dire che spegniamo il condizionatore, ne abbiamo 8 condizionatori in azienda importanti e quando possiamo, la giornata ce lo permette, li spegniamo, perché sennò effettivamente sono consumi che non riusciamo più a trattenere. Ricordiamoci bene che però effettivamente questo non può durare sempre, perché più avanti andiamo, se chi può non fa qualcosa, e chi può intendo lo Stato, perché è lo Stato che può dire basta, l'inflazione è diventata troppo alta, ma non è tanto l'inflazione, ma c'è chi ci sta speculando dentro, che ci sta mangiando troppi soldi e tira un freno a mano, allora forse torniamo alla normalità, perché più lasciamo fare le cose e più noi stiamo zitti, che è una cosa che facciamo sempre. Nel momento in cui stiamo zitti vuol dire che le cose vanno bene, ma sono convinto che non vadano così bene per tutti, perché quando vi arriva una bolletta che è triplicata, quadruplicata, qualcosa vi viene in mente e non è sicuramente qualcosa di gentile. Una situazione di incertezza che pesa ancora di più in aziende artigiane come questa, che escono da 2 anni di Covid con aperture a singhiozzo, che hanno con i collaboratori e i clienti un rapporto franco e quotidiano. Per guadagnarci qualcosa, quanto dovrebbe vendere una brioche, che è un po' il prodotto simbolo? Il rapporto oggi stiamo vendendo a 1,40 €, al banco dovremmo venderla minimo a 2 € per starci dentro coi costi, ma si può fare una cosa del genere? Possiamo imporre a un cliente che viene giornalmente o comunque anche qualche volta a settimana un prezzo così esoso? No, ce lo dobbiamo caricare noi come azienda, cioè vuol dire che noi stiamo caricando queste cose e sorrido quando la gente dice sì ma lavori un sacco, prendi un sacco di soldi. Guardiamo i conti, a fine mese non ci arrivi con questi costi perché i costi sono troppo alti, le materie prime sono più che raddoppiate. Il burro vi dico che non solo il 100%, ma ancora di più, noi utilizziamo solo materie prime di qualità. Siamo arrivati veramente a costi folli, ma non lo dico io, lo dicono tutti gli ristoratori.